La primavera è una stagione che rappresenta la rinascita, il risveglio della natura. Molti pensatori, poeti, artisti, pittori si sono lasciati ispirare da questo momento di rinascita, da questo momento di rinnovamento. Benvenuti a San Martino di Lupari in questo nuovo viaggio tra arte, natura e bellezza in cambiamento. San Martino in Fiore è la festa con la quale i sammartinari danno il benvenuto alla primavera, uscendo dalle case e incontrandosi lungo le vie del paese per trovare qualche fiore o qualche pianta per abbellire la casa. E in questa giornata di primavera la banda accompagna l'inaugurazione del nuovo Parco Serenissima, il nuovo giardino di San Martino di Lupari. In una splendida giornata di primavera a San Martino di Lupari si inaugura il nuovo Parco Serenissima e ne parliamo con il nostro sindaco Nibo Fior. Ciao Ida. Buongiorno Ida, San Martino di Lupari. Buongiorno. Mai giornata è stata tanto splendida e tanto ideale per inaugurare questa nuova opera nel centro di San Martino di Lupari, il Parco Serenissima. Sì, sembra che anche il sole abbia voluto dare il benvenuto al nuovo Parco Serenissima. È un'opera fortemente voluta di questa amministrazione che ha pensato di riqualificare un'area verde e creare un unico parco con 3 accessi. Un parco pensato in particolare anche per i giovani, non solo di San Martino di Lupari, che possono entrare in biblioteca qui alle nostre spalle e uscire con il libro e studiare in questo parco meraviglioso. Io l'ho chiamato il giardino di San Martino di Lupari perché è un parco adatto a tutti, che accoglie tutti, dagli anziani che vogliono fare 2 chiacchiere seduti in una panchina, alle famiglie, magari anche quelli giovani con il passeggino, con la carrozzina. E come hai detto tu Ida, qui abbiamo la biblioteca che si affaccia al parco. Lì già la biblioteca è un posto straordinario della nostra città, dove ci sono anche delle aule studio oltre che scambio libri. Ma come dici tu, qui i ragazzi possono venire a chiacchierare all'aria aperta e leggere, come no, un libro magari seduti in una panchina. San Martino di Lupari, paese non solo di natura, non solo di acque, ma anche di arte, di dipintori, di artisti. Qual è il connubio tra natura, artisti e volontariato? Oggi abbiamo organizzato la festa della sicurezza, ma una festa dove ci sono le nostre forze dell'ordine, ci sono le associazioni di volontariato che operano nell'ambito della sicurezza, perché per noi la sicurezza è un valore importantissimo. Questa è anche la festa della cultura, con l'apertura del Museo Umbro Apollonio in municipio, con visite guidate gratuite. Scrittori in fiera, autori locali incontrano il pubblico presso il chiostro della biblioteca. Questo sindaco è il cuore pulsante della città, vero? Sì. Eccola qua, tutta la cultura di San Martino di Lupari. Sono i nostri scrittori locali che oggi presentano i loro lavori, le loro opere, i loro libri. Scrittori in fiera è un momento importante in occasione della festa della sicurezza in cui accolgono la comunità e possono raccontare da dove nascono le loro idee, i loro libri, insomma, e li mettono a disposizione. A San Martino di Lupari non solo cultura, ma anche arte. Sì, perché a 2 passi da qui c'è il Museo Umbro Apollonio che adesso andiamo a visitare. Andiamo, sindaco. Professoressa, un museo tutto da visitare, una mostra unica in tutta Italia. Di cosa si tratta? Si tratta della collezione Umbro Apollonio,
che è un gioiello nascosto della città di San Martino di Lupari ed è una collezione che l'amministrazione custodisce di ben 166 opere che nel corso degli anni, dagli anni 80 in poi, grazie a Edo Agostini, che è stato il promotore di queste biennali che si svolgevano a San Martino, ha fatto in modo di lasciare come donazione all'amministrazione, alla città. Professoressa, nello specifico il visitatore curioso che arriva, che tipo di opere trova? Trova opere di arte cinetica contemporanea di vario genere, di percezione visiva, anche di percezione uditiva, sculture, opere che hanno segnato una avanguardia che è stata l'ultima grande avanguardia del Novecento. Vogliamo portare ai nostri telespettatori a casa qualche esempio di opere straordinarie e uniche non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Ecco, questa alle mie spalle è un'opera di Costalunga, artista veneziano, che lavora con l'impostazione visuale e con la percezione attraverso queste sfere. E di fianco a me è un'opera di Edo Agostini, il promotore e il fautore di questa collezione, che è anche un nostro concittadino. Non è l'unica opera che vi invito a vedere perché sono moltissime le opere di altissimo livello contenute in questa collezione. Lasciamo sindaco il museo Umbro Apollonio, lasciamo la natura, lasciamo l'arte, lasciamo la cultura per concentrarsi nel cuore pulsante della città, una grande festa. Sì, adesso andiamo alla festa della sicurezza. Operatori delle forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e tante associazioni del volontariato che operano tutti i giorni per la nostra sicurezza, un valore fondamentale nel nostro vivere. Vedremo delle dimostrazioni, delle simulazioni, potremo anche incontrarli per capire qual è il loro lavoro, quindi andiamo a trovarli, Ida. Andiamo. Da 3 anni questa festa è anche la festa della sicurezza, per ricordare a tutti il valore della sicurezza. Ed hanno pensato di farlo invitando tutti coloro che contribuiscono a garantire la sicurezza dei cittadini, dall'Arma dei Carabinieri alla Polizia di Stato, ma anche volontari della Protezione Civile, senza dimenticare gli alpini. Ed eccoci nel vero cuore pulsante della piazza di San Martino di Lupari. Quanto importante è la sicurezza e quanto importante è informare sulla sicurezza. Ne parliamo con l'assessore Luciano Di Gianni. Ciao Luciano. La sicurezza è importantissima, ovviamente. Abbiamo pensato a questa festa della sicurezza a 360 gradi, coinvolgendo tutte le forze di polizia, polizia di Stato, carabinieri, protezione civile, guardia di finanza, fino ad arrivare a chi si occupa realmente della sicurezza personale, come la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Pensiamo alla sicurezza a 360 gradi, perché la sicurezza è fondamentale. Ma vogliamo vedere, portare nelle case dei nostri telespettatori com'è cambiata la sicurezza nel tempo. L'avvento dei droni ha aiutato in modo significativo le possibilità di effettuare delle ricerche di persone disperse oppure indagini o ispezioni dopo eventi calamitosi, non mettendo a rischio le persone ma utilizzando queste macchine che possono essere gestite da remoto. Le immagini che il pilota vede può condividere con la sala operativa, quindi la sala operativa può chiedere di andare in dettaglio su dei particolari dell'evento, poi decidendo poi le squadre da attivare. Quindi sono diventati un supporto eccezionale, aumentano la velocità di esecuzione e anche la sicurezza delle operazioni. Qui ci sono varie misure, varie tipologie. Abbiamo dei droni professionali, sì. Sono droni della serie Enterprise, vuol dire droni realizzati e progettati per la ricerca e soccorso.
l'importanza della protezione civile per San Martino di Lupari e per tutto il territorio con cui vediamo naturalmente fanno squadra. Non solo, l'importanza di quello che è per le nostre calamità, se possiamo chiamarle così, ma sono state molto impegnative l'anno scorso. Siamo oggi presenti con la nostra protezione civile di San Martino, un gran gruppo, un forte gruppo. L'attrezzatura di questa protezione civile, di questi grandi gruppi, è imponente. Imponente perché se passiamo da furgoni attrezzati a rimorchi attrezzati, a motopompe, a telescopici con le luci, le motopompe di quelle che può essere un carrello, come tutte le altre attività che sono sempre pronti per le emergenze, che non sono proprio così poco impegnative da gestire quando succedono. Chiudiamo questa puntata proprio da questo parco meraviglioso, da dove l'abbiamo aperta, un parco per vivere le emozioni di San Martino di Lupari, che sono tante. Esatto, Ida, giusto oggi abbiamo inaugurato il nuovo Parco Serenissima, che sostanzialmente non è altro che il secondo polmone verde del centro di San Martino, ok? Oltre a Parco Manin, un parco che fa rivivere e soprattutto prendere ossigeno agli abitanti di San Martino e a coloro che ovviamente vogliono venire a visitare San Martino, e dove abbiamo riempito con nuove piante, nuovi fiori, appositamente per ricreare quel famoso sorriso che molto spesso, anche visto gli ultimi periodi, non c'è. Quindi sole, aria fresca nei polmoni in un parco meraviglioso, non ci resta che venirlo a vivere proprio qui, in centro, a San Martino di Lupari. Grazie Assessore. Grazie mille, Ida. Fiorire è il nostro destino. La primavera è solo una guida, il risveglio di quello che è già dentro di noi. Ed è questo quello che accade a San Martino di Lupari, un piccolo miracolo di rinascita.